è con la volontà di promuovere la lingua gorza che Ameria Daiaccio ha messo in bado a te la lingua gorza nei centri ALSH di città. È così che i giovani scolari di HP hanno potuto praticare attività varie e ludiche, mentre che di ricevere hanno qualche nozione di lingua gorza. Sei ALSH parteciparono al programma. Le scuole di San Giovanni, di Loreto, di Résidence des Îles, di San Piero, di Baleone e di Isalini. Ogni scuola propone parecchie attività. Ci sono arti plastiche, il canto, i voli, il teatro, la cucina e il quadrille. Per ciò che tocca all'arte plastiche è il pittore Mario Sepulc che ha invitato i cittadini alla pratica della pittura. Voilà, après tu relies, voilà, questo colore, così. Il tema scelto è stato quello della natura e annanta una tela maior che i cittadini hanno imparato a disegnare il cielo, i nuvoli e gli arbori. C'est pas grave. Metteremo un altro colore. Tutti questi paroli nuovi sono stati adoperati in lingua gorza e pronunciati da ogni cittadino. Paolo Ganto è un cantatore Larenzo Bruschini che ha composto una musica annanta il tema dello scambiamento di stagioni. I cittadini hanno imparato a canzone sana sana e di più in lingua gorza. Si sono familiarizzati così con i nomi di stagioni. La ripetizione di queste parole ha permesso di noi ai cittadini di praticare di maniera intensa la lingua gorza. In quei tempi si sapeva parlare un cuento. Francesca Orzogni è stata incaricata di latero di voli. Ha permesso ai cittadini di scoprire un universo nuovo. E prepara un ripasto. E t'ha una recchia. Come è la recchia di mamma di Wanti? T'ha manda recchia. Costori poetici e mi si immagina come Nino e la mamma di Ivanti. Satelo che mischia foglie e sonorità è stato parezzato di una maniera di inciuttarsi nella tradizione insulare, facendo così conoscenza con parole nuove. Sento la voce che tu dici, qua. E dicimi, tutti insieme, dite, tutti. François Bacchelan ha iniziato i cittadini al teatro. Dopo una prima tappa in cui i cittadini hanno imparato a spiazzarsi in dello spazio, Così caldo. hanno lavorato a messa in scena di una piccola pezza di teatro in lingua gorza. Sta pezza di teatro, con dialoghi che mischiano a tempo umorismo e giustezza di scrittura, ha messo in avanti le implicazioni e il piacere che hanno avuto i cittadini di lavorarla. Perciama. Benissimo, ti ringrazio. Fem a vostro servizio. Buongiorno, ti chiamate? Io un cemicaco. Awa paz. Chiamata tutti fanno. È una orgoglio. È una orgoglio. Ha già pigliato un bagno. Con la telo cucina,
organizzato da Rosa Conte-Bardot, i zitedi hanno scoperto i gusti e i sapori dell'isola. So biscottini. Buliga. E le diago. Tutti chiami diago. La realizzazione di ganistrelli a farina castagnina è stata fatta con attenzione particolare. Ça sent bon. Senti buono. E mutata via la carta. Come? I nostri giovani pastizzeri si sono campi preparando e mangiandosi dolci. È stato così arricchito il vocabolario che tocca alla cucina, con parole come zucchero, olio o farina castagnina. A te. So i noci. Le mulissi a cocia. Ça veut dire encore. Spirem che vo passarenti un bella stonda con noi. A ringraziarci. André Cote ha imparato quadriglia, sa maniera tradizionale di badare ai zitedi. Hanno scoperto così tutti i vigori imposti da quadriglia come volteggiare, voltatondo o uccia-uccio. Satella ha permesso di noi ai zitedi di familiarizzarsi con l'usanza di un ritmo. Tutto questo ci mostra la volontà di imparare che danno avuto i zitedi. Cioladilla, sul programma messo in piazza da Ameria Daiaccio, è una riuscita e avvidiamo a parecchi livelli. E ricominciano un'altra volta, tutti insieme. Prima, l'impegno degli intervenenti è stato veramente forte. Hanno tutti dato il meglio di se stessi e di ciò saper fare da trasmettere ai zitedi il gusto dell'arte adoperando la lingua corsa. Ma è ben inteso l'impegno di zitedi che è stato rimarchevole. Hanno tutti partecipato con gran piacere a tutte le attività proposte. La capacità che danno a imparare e a adattarsi è stunante. Abbiamo rimarcato che i zitedi hanno fatto progressi nella capiscere e nella pratica di Ogurts. È stata portata a prova che Ogurts è davvero una lingua viva e una lingua d'avena.